A me mi aggrada Boromir. Boromir è un personaggio che a primo però me da gente è difficile malo a comprendere, però a me mi aggrada che Issu è un eroe ispirato pure alla tradizione epica europea. In Boromir vediamo uno Roland de cantone de Roland, su poema epico francese, moderno, in crai un poco più moderna, che Boromir è un eroe, è quasi un principe, un guerriero, che tiene però su peso e su mondo in palasa. E su ama da sa terra sua, sa gente sua, ha guerrato tutta vita, che il kende de amparare, de difendere sa terra de Gondor, che si Gondor ruia da in sa mano so e si nemico, tutto so popolo libero so de sa terra mesania di ana ruere, ma da gente pensa che issu è stato tentato troppo dai Saneddu, però è proprio questo che fa che Saneddu è una tentazione, e su via da disperato, che su via che tutta questa gente via da contende con isse, e isse si è visto in una situazione mala, in un viaggio disperato, con sa gente sua tutta in guerra, chi non poteva fare nulla, ed è viuso in un gruppo di gente che uno non balia da sette no gioia naso subito viene a battere inutile e a posti si sacca quando isso si è tornato che abito su chi viene a rende che via disinfluenza del Saneddu che Saneddu si è sicuramente una tecnologia no chi si la tenese potete pensare che la potete impiegare bene però alla fine è stessa che impiega da te e se tu è che si sciau dessa tecnologia, questa è una lettura che mi da fare del Saneddu, è una tentazione a suo potere, i su viadono guerrieri, ad anarato, Deo, con quel Saneddu, l'impreo contro i nemici, mi ha fatto esercito, vinco, però no este casi, Saneddu è traitore, Saneddu fa che su traballo pro su nemico, e su quando poi si è tornato in sene, ha visto che via di sbagliente, che via una rende macchinese, non solo se sti scusato, ma è molto luttente che rende difendente donende sa vita sua, però due disconnotto che io da connotto pagora primo, e questo per me è lo fa che è un personaggio vero manno e complicato che tiene un montone di cose sente un uomine che ha dato sa vita pro sa terra sua. Un altro personaggio che mi aggrada, e questo è un vago difficile, è Denethor, che è su maggiorale Gondor e è su babbo de Boromir. Questo è un personaggio tragico che me da promuovere de sozzine, ma sa non comprendere. Questo via un uomo politico che ha adattato una terra, un paese, come nara dei boisi, in guerra, sempre in guerra. E su via da Madumeda, dai agenti, dai suo popolo, che ha deciso parare fronte bene a questa guerra. E su via soffrende, che ha idea da che via su zambene della gente sua, che via da frondito in debada, che Mordor non si poteva da inchere, e il suo vidia in Saneddu un trasto pro mancare a giocare sa gente sua, e il suo ha da sacrificato soffizzo pro su chi via da sa patria, poi via da un ominezzo, uno viudo, che dunque tenia da è stato ingannato da tutta questa visione che Mordor gli mandaia da questa pedra su Palantir, che potremmo vedere come una cosa, come questa televisione, che per volta non pone dei timori, idee in conca che in realtà non sono i presenti se che male, e questo è l'effetto che ha fatto in una persona manna d'età, una persona già ezza. E dunque pro questo issu capiata pure un conservatore, una persona che proprio amaia da gente sua, e una zitta in particolare a me mi commuove di chi narra da prima di morire, che su di avere chiertu tutto come te fia da in suo tempo so adesso manno suo so quando Gondor via gloriosa via manna ancora, ma chi si sa sorte bilunne gaia da il suo tanto non di avere chiertu non del suo dotto né sa vita in minoricata né s'amore ismessato.
onore mancato. E questo è una cosa che proprio a me mi fa che piegare tutta. Meta gente pensa che questo personaggio non sia una buono, ma non lo si di comprendere. Un altro personaggio che mi aggrada a me è Bilbo Baggins, per tutta un'altra ragione. Che Bilbo Baggins è su Hobbit, proprio su protagonista di su Hobbit, che è opera che mi aggrada di più, che a chi inventano esci dai domo, si fa che su un viaggio parti da avventura, quando torna, e te scopri che è una persona che te ne coro, è valente, che scopri di sapere da suo mondo e che non te ne importa più nulla di su chi pensano so biddinculo de bidda sua. Sin da futtidi. E questo mi aggrada a me, da cattenere proprio a setate sua, narada, non è troppo tardo per fare su chi chiede, per uscire a s'avventura, essere sa persona chi chiede. E un altro personaggio che mi aggrada a me, questa è una femmina, guys, è molto contento, è sta gatta da su Silmarillion, che è sul libro che poi ho mostrato. Questa è Luthien, che è un personaggio che Tolkien ha ispirato a muzzere sua. Luthien fiada una principessa, adesso salvoso, e essa non fiada una guerrera, però se ne essere una guerrera, ha salvato e ha parato fronte a su chi tanto via si nemico, Morgoth, Melkor, si nemico della terra mesania antica, andiamo su dias anticos, essa l'ha parato fronte, non che rende con spada, con soppunza, no, ballende, cantende, gai, con arte che sono de femmina, e essa attento un valore che pure ha salvato sa vita, ha samorato suo, che poi s'ha cojuato, ha fatto tottissa, e si è partita voltendesi a suo babbo, so che non queria, è andata fino in fondo, ha parato fronte a pericolo umano, so a nemico più umano che vi poteva esistere, e fino alla vediamo su piangende. E questa è una cosa che metà volta pensiamo su chi è dei debili, se hanno ponere a piangere. No, Luthien piange, però poi si torna, lei ha questo pianto, gli dà sul valore de lottare come una femmina, se ne imitare i uomini, se ne leare spada, e questo è un personaggio che per me fa che meda, però presa femmina, che non era che è malo a essere una femmina che in maniera semplice ama da essere suo femminile, sa femminilità del sua, e non si indisgonza.